Perché avete portato il mercato proprio all'interno dell'oratorio? Beh, intanto mi è stato chiesto dal municipio e io volevo fare un servizio alla città. Dalla piazza all'oratorio, o se volete, quando l'oratorio torna ad essere anche la piazza di una comunità, risolvendo uno dei problemi correlati all'apertura dei grandi cantieri cittadini, il mercato contadino di Piazza d'Armi e il suo spostamento a fronte dell'inizio dei lavori per fognature e servizi. Siamo nel cuore del quartiere più popoloso della città e la soluzione pensata da Casugana è stata tutto sommato semplice. Non potendo utilizzare il vicino bocciodromo, le bancarelle per tutto il tempo del cantiere aperto saranno spostate all'oratorio della parrocchia. Inizialmente il mercato doveva trovare spazio davanti alla chiesa, ma i parcheggi qui sono preziosi e l'alzata di scudi è stata pressoché immediata. Così si è pensato al campetto del parroco, per il primo caso di un mercato all'interno di un oratorio cittadino. Per la cronaca i lavori in Piazza d'Armi inizieranno a novembre, mentre si parla dei primi di ottobre per un altro cantiere che ha innescato non poche polemiche l'estate appena trascorsa. Qui siamo a San Vitale e l'intervento per le piazzole che garantiranno il transito dell'autobus dovrebbero, stando all'assessore ai lavori pubblici Sandro Zambese, partire a brevissimo e tutto con l'obiettivo di migliorare la viabilità e il trasporto pubblico senza stravolgere il territorio circostante. Tornando al mercato in oratorio, c'è anche un'altra ragione che ha convinto Don Adelino. Io sono figlio di contadini. Capisco cosa ci sta dietro un mercato dei generi, ecco, che nascono dalla terra, e quindi sono orgoglioso che il nostro oratorio si espanda a queste esperienze.